In occasione del convegno Il radicchio si interroga sul suo futuro, tenutosi a Zero Branco in provincia di Treviso, AOP Veneto ha organizzato per la stampa e gli operatori professionali una visita presso un'azienda associata produttrice del radicchio IGP di Treviso. Con Francesco Arrigoni, direttore di AOP Veneto, ci troviamo in una delle aziende associate, siamo vicini alle sorgenti del Sile, quindi l'acqua è uno degli elementi fondamentali per la produzione del radicchio, direttore. L'acqua e anche il freddo, visto che ormai è arrivato. Sì, siamo un'azienda nel cuore del territorio tipico della produzione del radicchio di Treviso, siamo qui vicini alle sorgenti del Sile. Diciamo che l'azienda rappresenta una delle eccellenze del nostro territorio per questo ortaggio, perché ha tutte le caratteristiche per produrre un radicchio di qualità. Il territorio è di particolare valenza ambientale e sapete bene che noi ci teniamo molto come organizzazione produttori, perché non possiamo tradire il desiderato del consumatore sull'origine del prodotto. Questo è uno degli aspetti fondamentali. Un'agricoltura rispettosa delle biodiversità che ha una grande responsabilità nei confronti di un territorio che deve essere la prima ricchezza percepita da ogni consumatore consapevole. Oltre alla frazione minerale, il suolo infatti contiene anche un gran numero di organismi che con la loro attività condizionano la fertilità dei terreni naturali e coltivati, situazione tipica delle zone del Trevigiano ricche di acque di risorgiva del fiume Sile. Anche il mercato, comunque, premia le scelte ecosostenibili di AOP Veneto. Dal punto di vista del mercato, diciamo che si è aperto molto bene, con consumi in forte crescita rispetto all'anno scorso. Il prezzo siamo più o meno in linea con quello dell'anno scorso, ci attendiamo qualcosa di più entro la fine del mese, poi vediamo, dipenderà anche molto dal tempo e dall'andamento del mercato generale. Il messaggio che vogliamo dare ai consumatori, quell'IGP, cosa vuol dire? Indicazione geografica protetta significa in primis che è prodotto con determinate regole che sono conosciute a tutti in un territorio ben preciso, non viene da lontano, viene nel rispetto delle regole del lavoro, della qualità del prodotto e del rispetto delle persone. Questo è per me il sigillo che dà valore a quel prodotto. Grazie a Francesco Arrigoni, direttore di AOP Veneto.